ok? Ma professor Maggi, ciao, Renzo, come va? professor Maggi, ma lei è sempre sul pezzo, anzi, Sì. oserei dire sul tavolo. Soprattutto. Tavolo della nostra location Hai detto che preferita. lentamente siamo già arrivati a Natale. E come dice il saggio abbiamo un anno di più e cominciano a pesare, cioè gli anni che cominciano no. Posso dirle cambiamo argomento? Sì, bravo. Perché la cosa mi ci intriga, ma in senso negativo. Ti intriga per parlarne, ma in senso negativo per l'applicazione sono, come possiamo dire, questa cosa qua mi intristisce. Anche a me. Ci intristisce a vicenda o a Vicenza. Anche a Vicenza, Anche se sono a Vicenza mi intensisco anche là. Allora, Natale, giunta nuova della... Giunta nuova regionale. Sì, anche giunta nuova a Rovigo, ogni tanto ce n'è uno. Beh, diciamo che la giunta di Rovigo subisce dei meccanismi di rinnovamento forzosi, ma il nostro sindaco dimostra è un bel polso, una rara capacità decisionale, perché eravamo abituati a tirare a campare. Io ce le taglia. Sono tre. Terzo assessore. Sì, ma di cui uno ancora non si sa perché. No, uno non è ancora stato sostituito. Certo. Allora, certo. Dicendo questo, a Natale cosa vorresti sotto l'albero? Per la provincia, per il comune di Rovigo, per la provincia di Rovigo e per la regione. Allora c'è una pubblicità che mi pare sia di questo periodo, anche se è meglio non citare i protagonisti, che dice: a Natale puoi. Ah sì, è vero. A Natale puoi. Allora, sotto l'albero cosa vorrei dal punto di vista pubblico? Beh, vorrei sia a livello comunale che a livello provinciale che a livello regionale, vorrei più posti di lavoro per i ragazzi. Per i giovani vorrei la possibilità di fare in modo che attorno alla città dove vivono possano trovare posti di lavoro soddisfacenti, capacità di ricerca. È il grande... Però non è che sia più che posti di lavoro ben retribuiti, che fosse una variante. Beh, no, perché i posti di lavoro ci sono. Cioè... Sì, adesso chiaro che un laureato in giurisprudenza difficilmente va a farlo. Non vedo il laureato in giurisprudenza mettersi in una scuola orafa, perché o viene da una famiglia orafa è vero che questo, però non lo vedo neanche dietro un tornio a modellare, perché non è il suo lavoro. Devo dire che c'è un problema di incontro fra domanda di lavoro e offerta di lavoro. Però lasciamo la regione, veniamo alla provincia e alla città. Qui le opportunità di lavoro bisogna aumentarle facendo in modo che vengano più imprenditori. Cioè, attiriamo gli imprenditori, perché l'imprenditore che mette su un manufatto nel comune capoluogo o nei dintorni determina posti di lavoro. Se non c'è, l'imprenditore che non c'è non trovi nulla. Però la ZTS che sta dando i suoi frutti, io ero in Alto Polesine e molti comuni si stanno muovendo e sono anche soddisfatti di questo progetto. Però dicevano che il problema mancano le maestranze, ma non solo di manovalanza, anche di operai specializzati. Non è che in questa ricerca di laurearci tutti abbiamo tralasciato che a fronte di un buon laureato ci vuole anche un buon tecnico. Quando tu dici bene, il problema in questo caso è quello dell'orientamento, quindi è una cosa psicologica di obiettivo delle famiglie, quindi bisogna lavorare sulle famiglie perché orientino i loro ragazzi. Sì, beh, come dici tu, se uno si laurea in giurisprudenza non può andare a fare l'orafo, oppure non può andare a fare l'idraulico. Però è molto più facile che se uno invece di studiare giurisprudenza, con tutti i sacrifici che può fare, con tutti gli anni che ci impiega, con tutti gli anni che impiega anche poi a diventare un professionista qualificato e che prende soldi, e se avesse scelto una scuola professionale e a 18 anni cominciare a lavorare, probabilmente adesso starebbe benissimo. Guarda, mi permetto di dire che
quello che hai detto adesso è non solo è vero, verissimo, ma è auspicabile una profonda riflessione e una profonda velocità di offerta nei confronti dei ragazzi, perché stanno riducendo sempre più quelli che studiano giurisprudenza e quelli che perché avvocati che ne è una quantità impressionante, idraulici meno, ma idraulici non ce ne sono. Non ce ne sono, e fare l'idraulico determina una preparazione tecnica profonda e con preparazione non proprio, quindi c'è il vecchio mito della laurea, sì, L apostrofo aurea, più o meno uguale. Io cosa vorrei sull'albero di Natale? Cosa vorresti? Vorrei che i 50 sindaci della provincia di Rovigo capissero la potenzialità di questa provincia e abbandonassero per 5 anni il campanile. Remare tutti insieme, ma questa non è utopia, è oltre. Sì, questa è una bellissima. Questa non è utopia, è questa oltre. è oltre l'utopia, l'oltreverso, c'è anche l'oltre-utopia. Però dovrebbero effettivamente mettersi un po' insieme e capire le potenzialità di una provincia importante, piccola, e abbandonare un pochino la roba di bottega tua. Ma anche per loro. Sì. Tu dici una grande cosa, una grande verità. Forse ai sindaci, facendo una rapida sintesi, manca un leader. Più che un leader, cosiddetto capo che fa chissà che cosa. No, manca uno carismatico che li faccia ragionare. Perché è da pensare che i partiti che in questo momento sono sotto appeal non sono in grado più di far ragionare nessuno, perché ogni sindaco ogni amministrazione pensa di essere molto autonoma. Però io ti aggiungo che diverso. Secondo me più che un leader ci vuole anche un capoluogo leader, cosa che lo dico da un po' e purtroppo con questo giro che sto facendo nei comuni me ne rendo conto. Rovigo non è il faro di tutta la provincia, come può essere Ferrara o Padova, ecco, questo qua è il discorso. Una volta lo era. Non so quando, però da quando io lo conosco non è mai stato. Una volta lo era, adesso non lo è più, ma consentimi una amara constatazione. Quando tu hai ma mica colpa di nessuno, tu hai il nostro amico Cristiano Corazzari, assessore regionale, che è di Stienta, il presidente della provincia che è di Stienta, l'altra consigliera regionale l'assessore regionale che è di Portoviro, e l'altro consigliere regionale che è stata di Rovigo. di assessore, scusa. Di Trecenta, sì. la Bisaglia. C'è poco da fare. Il depauperamento del capoluogo, poi sono caduti per 3 legislature di seguito i sindaci, cioè il ruolo di Rovigo si è sbocconcellato, che è stato sbocconcellato in giro. Però ti ripeto, sono le persone che fanno le cose. Sì, su questo senza dubbio. Però ti ho detto, secondo me il ruolo di Rovigo deve essere rivalutato, rivisto e soprattutto deve crescere. Fammi fare una ulteriore provocazione. Il ruolo di Rovigo deve decidere di darsi un ruolo. Bravo, è vero. Sì. È il ruolo del coordinatore. Si deve dare un ruolo. Deciderà di darsi un ruolo? Facciamo lo scopriremo solo vivendo. A Rovigo, alla vostra provincia. La nostra grande e bella provincia.